Buonasera a tutti voi, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca e con la morte di un uomo di 78 anni, uomo che è morto nel tentativo di aprire un ordigno rinvenuto all'interno di un poligono di tiro. Il fatto è accaduto a Pordenone. Un uomo di 78 anni, Giorgio Marchet, è morto questa mattina nel tentativo di aprire un ordigno bellico. Il dramma si è verificato alle 10:30 in Viagere, una laterale di via Dogana Vecchia nel quartiere dei Cappuccini a Pordenone. Il pensionato, nel retro della propria abitazione, sopra un tavolo aveva messo quello che apparentemente sembrava ad un cilindro. Pensava di aprirlo con una flex nella speranza di trovare all'interno del rame da lavorare. Non pensava che quello che aveva raccolto qualche giorno fa nelle vicinanze di un poligono di tiro era una munizione tracciante, proiettile modificato per ospitare una piccola carica pirotecnica. Non essendo un intenditore di ordini bellici, quando ha tentato di bucarlo con la flex ha causato involontariamente la deflagrazione. Il botto si è sentito a centinaia di metri di distanza. In casa in quel momento c'erano la moglie Erminia Cardamone e il nipote. È stato quest'ultimo che ha udito il boato e corso in giardino per capire cos'era successo. Ha trovato il nonno in una pozza di sangue riverso sul tavolo da lavoro. Chiamati i soccorsi, in Viagere sono arrivati subito un'ambulanza e un'automedica. Marchetti era però già morto. I vigili del fuoco di Pordenone hanno provveduto a mettere in sicurezza la piccola officina, dove poco prima aveva perso la vita il 78enne, mentre gli agenti della Polizia di Stato, coadiuvati dagli artificieri giunti da Trieste, su delega del pubblico ministero Marco Fajon, si sono occupati delle indagini. E restiamo nel Pordenonese per l'ennesima tragedia della strada San Quirino. Una donna anziana è morta investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Stava attraversando la strada vicino alle strisce pedonali quando è stata investita da un furgone. Non ce l'ha fatta Maria Bortolingo, 81 anni, pensionata di San Quirino. L'anziana alle 12 di oggi era appena uscita da casa, si stava recando nel vicino panificio quando per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Aviano è stata centrata da un furgone in via Battisti nella frazione di Sedrano. Il conducente, che stava percorrendo la strada provinciale 24, probabilmente accecato dal sole non deve essersi accorto della presenza dell'anziana e l'ha travolta. Maria Bortolin, dopo essere stata caricata sul cofano del veicolo commerciale, ha sfondato con la testa il lunotto anteriore ed è poi rovinata a terra. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, vani tentativi di rianimarla da parte del personale del 118 giunto sul posto con ambulanza e l'elisoccorso. Questa mattina nel Duomo di Udine i funerali di Maurizio Toscano, l'agente che ha perso la vita mentre stava eseguendo dei lievi per un incidente che era accaduto poco prima sulla A23, un uomo generoso e altruista che ha perso la vita a servizio dello Stato, ha detto Monsignor Guido Genero nell'omelia. Sentiamo un estratto. Ricordiamo ora tutti la sua personalità e i compiti che egli ha svolto fino all'ultimo istante di vita, morto proprio nell'esercizio pieno dei suoi compiti, fatti a servizio della società e della sicurezza, di cui è una delle tante vittime. Gli siamo fraternamente riconoscenti e pur fra le lacrime lo onoriamo per la sua capacità e competenza, per la sua cordialità e prontezza, nella disponibilità così ampiamente dimostrata ad assumersi anche i rischi gravi delle sue prestazioni. Serata di terrore per una donna di 73 anni che attorno alle 20:30 di ieri sera si è trovata di fronte a 3 uomini con il volto travisato da una passamontagna nella sua abitazione di Latisana mentre stava cenando. I 3 rapinatori, una volta entrati, le hanno intimato di aprire la cassaforte e di consegnare loro preziosi e soldi in contanti. Dentro la cassaforte la donna conservava però solamente documenti. I ladri sono riusciti a trovare solo poche banconote da 10 euro e a quel punto se ne sono andati facendo perdere le proprie tracce, indagano i carabinieri di Latisana.
È stato condannato a 3 mesi di reclusione con sospensione della pena un residente di Azzano Decimo che per mesi ha provato ad uccidere i 2 cani dei suoi vicini di casa. Con una fionda aveva lanciato ripetutamente alcune esche avvelenate nel giardino limitrofo alla sua abitazione, non solo pezzi di salsiccia impastata con del topicida ma anche pezzi di cioccolato legati con del filo nero a bustine di veleno per ratti. Le intenzioni del 58enne sono state scoperte dopo il malore accusato da uno dei 2 animali e proprio le indicazioni dei veterinari sono state l'allarme ad inchiodare il vicino di casa, alcune riprese effettuate con un sistema di videosorveglianza. E veniamo ora alla pagina Covid con un nuovo record di contagi in questa quarta ondata della pandemia. Sono 964 le nuove positività emerse e 6 i decessi, tra cui un uomo di 58 anni di Brugnera. Anche oggi la prima fascia di contagio è quella degli under 19 con oltre il 25% dei nuovi positivi. Salgono le persone ricoverate in terapia intensiva, 34, sono 3 più di ieri, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 285 in discesa di una unità rispetto al precedente rilevamento. E sono iniziate oggi a Trieste le vaccinazioni per i ragazzi dai 5 anni in su, domani invece toccherà alla Fiera di Udine. Il diploma di coraggio attesta che il vaccino è andato bene. Hanno preso il via le vaccinazioni contro il Covid di massa nella fascia 5-11 anni a Trieste. Domani toccherà a Udine. Il tutto è gestito dall'Irx Burlo Garofalo. La fascia 5-11 anni rappresenta una fascia d'età che ha ancora bacino, no? All'interno del quale il virus si diffonde, quindi risulta assolutamente importante cominciare anche con la vaccinazione per dei bambini per riuscire a dare la massima copertura vaccinale e contrastare il virus nella modalità più efficace possibile. Comprensibili i timori dei genitori, ma il Burlo ha attivato una mail immunologo@burlo.trieste.it per chiedere informazioni e dissipare le proprie paure. È un timore assolutamente giustificabile, ma da medico e da direttore sanitario di un istituto come il Burlo mi sento assolutamente di rassicurare tutti perché la vaccinazione si è dimostrata assolutamente sicura e soprattutto efficace, quindi affidiamoci ai medici con fiducia e procediamo a una vaccinazione il più ampia possibile. Il vicepresidente della Regione Riccardi traccia un bilancio della finanziaria sottolineando come mai in questa mandata siano state erogate risorse alla sanità territoriale. I dati da tenere sotto considerazione, grande attenzione in questo momento, sono 2. Sicuramente la fascia dei più giovani, perché questo è stabilmente la fascia di maggiore incidenza del contagio oramai da settimane. Naturalmente è chiaro, con un'infezione che circola in questo modo, le scuole aperte, che devono rimanere aperte, noi stiamo facendo tutti gli sforzi possibili, ma è inevitabile che portino dei disagi nel momento in cui si rileva un contagio. L'altro elemento è chiaramente la variante Omicron, che in regione ancora non è stata trovata, ma è verosimile che arriverà. Riccardi ha anche commentato l'approvazione della legge di bilancio e le risorse per il territorio. Soprattutto ci sono idee e risorse chiare sulle scelte della sanità territoriale, dove noi prevediamo di investire 10 volte quello che si è investito nella scorsa legislatura. E a proposito della finanziaria che è stata approvata nella notte, che si aggira sui 4,7 miliardi di euro, il presidente Fedriga a fine lavori ha detto è la più ricca della storia. Come sempre la parte da leone la fa la sanità, che assorbe metà del bilancio, ma la finanziaria regionale approvata questa notte è da record 4,7 miliardi. Si punta sul lavoro, scuola e famiglia con 118 milioni di euro che andranno a vantaggio delle attività produttive, 15 dei quali per il triangolo della sede del Cividalese, 83 milioni per agricoltura con particolare attenzione al tema green in attesa di una legge regionale, ben 455 milioni per la sicurezza degli edifici scolastici, 155 milioni per l'istruzione e il lavoro. In questa legge di stabilità noi abbiamo voluto puntare sullo sviluppo e sulla crescita, perché non possiamo pensare di accontentarci di essere tra le prime regioni d'Italia in termini di crescita di PIL percentuale, non possiamo accontentarci, come dall'ultima rilevazione Istat, di aver superato tutte le regioni, essere secondi soltanto all'Emilia Romagna per export pro capite. I decreti finanziari stabiliscono inoltre come sempre i trasferimenti agli enti locali con un incremento di circa 40 milioni di euro.
Siamo convinti che verrà apprezzato il grande impegno che abbiamo messo in termini finanziari per dare non soltanto risposte a tutti i settori della comunità regionale, ma anche per dare una spinta ulteriore, vocata all'innovazione e alla competitività di questo territorio, con ben 266 milioni in più rispetto alla finanziaria approvata l'anno scorso, a vantaggio di iniziative di investimento strutturale per il nostro territorio. Alla Danieli, evento online per fare il punto sulla situazione economica, ma anche per ringraziare dipendenti e collaboratori per i risultati raggiunti. Che la gran parte dei colleghi ha toccato autonomamente, convinti che abbiamo l'obiettivo di essere competitivi, perché noi competiamo con i giapponesi e i tedeschi, non competiamo con aziende qualificate che sono in un environment che ama l'industria, un environment che tutte le componenti sociali sanno che senza una buona industria non si produce il famoso valore aggiunto, non si produce la ricchezza e quindi si può distribuire di meno. Quindi questi sono i nostri concorrenti e il fatto di sentire i colleghi del team che lo hanno recepito, hanno fatto proprio e quindi anche con i loro collaboratori fanno proprio il concetto di competitività, di innovazione, di senso di appartenenza e di orgoglio a una squadra, motivati a sfidare e auspicabilmente a vincere. Ogni giorno è una lezione, ogni giorno si fanno le analisi, si guarda e vede cosa succede sul mercato, si inseriscono le idee, si cerca di implementare quello che potrebbe essere il nostro imprinting, quindi quello che siamo noi, perché siamo diversi, perché siamo così e perché siamo importanti sul mercato. Lo sport è del Brian Lignano, la Coppa Italia di eccellenza che Telefriuli ha trasmesso questo pomeriggio. La squadra del presidente Zeno Roma si è imposta per 3-2 sulla Pro Gorizia. Vediamo una sintesi. Ha fischiato Roberto De Stefanis il via della finalissima, è toccato al Brian Lignano. Tanto Alessio, palla interessante, palla per il numero 11 delle Case, calcio di rigore per Baruzzini con il sinistro, parata! La parata poi Boniglia e ancora si supera Buso, poi si va indietro da Baruzzini, il sinistro, il cross, Buso con i piedi e c'è la rete delle Case. Samotti il traversone, Pozzani l'errore, il pareggio, firma il capitano Jacopo Grion. Codromas che libera poi il Brian Lignano, c'è ancora l'errore clamoroso e c'è il vantaggio della Pro Gorizia, Bradaschia. Poi Buso tenta l'uscita con i pugni, Tartalo ancora in possesso del pallone, va da Stisio, libera a destro, rete! Tartalo ancora ruba palla di Mroci, entra dentro l'area, va al traversone con il tacco, poi attenzione, il tiro, rete! Ha segnato il Brian Lignano! Il nuovo vantaggio, la doppietta di Cristian Stisio e arriva il fischio finale, il Brian Lignano vince la Coppa Italia, trofeo Diego Meroi di eccellenza. E con la sintesi chiudiamo il nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata, arrivederci.